Nella difficoltà si riscoprono i negozi di vicinato e si allunga la lista di quelli disponibili a consegnare la spesa gratis a domicilio. Significa che i piccoli negozi dei quartieri, che fino a poche settimane fa rischiavano di rimanere schiacciati dalla grande distribuzione, ora prendono fiato, ma soprattutto si rivelano un servizio sociale utilissimo in questa emergenza sanitaria. I negozi che aderiscono all'iniziativa sono una cinquantina, divisi nelle varie zone di Padova. Per vedere la lista completa di tutti i negozi aderenti basta collegarsi al sito Padovanet, che è il sito del comune di Padova. All'interno ci sono tutti i negozi, in particolare di generi alimentari, suddivisi per zone e con il numero di telefono che può essere utilizzato proprio per fare gli ordini e ricevere i beni a domicilio, ovviamente poi con le dovute accortezze per evitare che ci siano contatti personali. Un servizio rivolto agli anziani e alle persone in difficoltà, ma non solo. Si possono ordinare i prodotti e poi accordarsi per la consegna. Nella lista ci sono panifici, salumerie, negozi di ortofrutta, ma anche gelaterie, ottici e pizzerie. Molte persone stanno quindi riscoprendo l'utilità di avere un negozio di vicinato vicino a casa e il servizio si sta rendendo veramente molto utile. Per chi invece ha bisogno proprio di un supporto fisico c'è il progetto Noi ci siamo, sempre presente sul sito del comune. L'assessorato al sociale, la diocesi e il centro servizi volontariato abbinano il progetto a una campagna di raccolta fondi destinata a chi ha più bisogno. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, affinché non si traduca anche in un'emergenza sociale. Coinvolti anche i senza fissa dimora. In quel caso coinvolgono dei volontari del CSV che possono anche andare a fare la spesa al supermercato, risolvere altri problemi o anche semplicemente parlare con le persone che possono avere più bisogno anche di un confronto in questa fase difficile.